Ultimi posti disponibili per il nuovo corso di prima formazione per operatore sociosanitario in partenza al centro di San Salvatore del Villaggio del Ragazzo. Il corso di 1200 ore, giunto alla 10ª edizione, prenderà avvio il 10 settembre e si terrà tutti i lunedì e giovedì in orario pomeridiano dalle 14 alle 19, mentre al martedì e al venerdì al mattino dalle 8 alle 13, per un totale di 20 ore settimanali. L'esame di qualifica è previsto nel mese di ottobre 2019. La figura dell'operatore sociosanitaria è una figura professionale preposta a svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona nel contesto sia sociale sia sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'utente. Siamo giunti alla 10ª edizione del percorso per operatore sociosanitario che partirà a settembre di quest'anno. È un corso ormai consolidato che vede il Villaggio del Ragazzo impegnato dal 2009 ormai nella formazione di questa figura professionale, che è ancora oggi una figura molto richiesta dal mercato del lavoro. In questi anni abbiamo consolidato una grande esperienza sia a livello didattico sia a livello organizzativo rispetto a questo tipo di formazione, grazie anche al partenariato con l'ASL 4 Chiavarese. Si è consolidata anche una forte rete di relazioni con le strutture del territorio e come dicevo ancora oggi questa figura è molto richiesta, tant'è vero che nell'ultima edizione finita pochi mesi fa tutti gli allievi hanno trovato un posto di lavoro. Ricordiamo che il corso è riservato a 30 partecipanti, sono ancora disponibili alcuni posti e prossimamente il 12 di luglio verranno effettuati i colloqui di selezione. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere alla segreteria oppure sul sito del Villaggio del Ragazzo per scaricare la scheda bando.